Questa mattina alle 11, scortate dai carabinieri, sono arrivate le prime dosi di vaccino all'ospedale di Vittorio Veneto, dove verranno stoccate in un apposito frigorifero nel reparto di farmacia. Ad attenderle il personale sanitario coordinato dalla dottoressa Maccari e i carabinieri del NAS. Siamo stati anche in qualche modo anche emozionati all'arrivo, è una cosa che si aspetta da tanto e molto, speriamo che dia lo svolta a tutta la parte pandemica. Oggi ne sono arrivati circa 1160 flaconi, non sappiamo il numero esatto perché era rispetto appunto alla quantità che è stata comunicata. Però siccome non abbiamo nella bolla nessuna indicazione esterna e il pacco in questo momento non lo possiamo aprire, non siamo in grado di dirle esattamente il numero di flaconi e quindi il numero di dosi che sono arrivate. Ogni settimana dovrebbe esserci l'avvio che consente quindi di proseguire una campagna vaccinale e anche di fare le seconde dosi, perché questo tipo di vaccino ha necessità di una prima dose dopo 21 giorni di una seconda.